Sono ore di attesa estenuanti per i risparmiatori finiti stritolati nel crack delle ex banche popolari. I loro occhi, dopo una settimana di conferme e smentite, sono puntati sul Consiglio dei Ministri e su quel decreto crescita che contiene anche la norma sul fondo di ristoro. Noi ci auguriamo che abbiano capito che questa sera ormai è moralmente la data ultima. Poi la settimana prossima ci sarà un'altra possibilità che è il decreto sui lavori pubblici. Il rischio di un ulteriore slittamento non è del tutto da escludere, sul tavolo i nodi da sciogliere sono molti e non riguardano di certo più la somma da destinare finanziata dai conti dormienti. C'è la filosofia di darli a pioggia o di non darli a pioggia coi controlli. Secondo noi, qualsiasi sia la scelta, che la facciano, perché un vero risparmiatore non ha problemi di essere controllato, perché un vero risparmiatore che è stato vittima, è dimostrato che è stato vittima dal precedente governo, da questo governo, dalle commissioni parlamentari di Casini, dalle procure. Eh già, la parola chiave è controllare, ma non da meno la questione dei tecnici che dovranno dare i rimborsi blindati da eventuali azioni legali della Corte dei Conti. E ancora si sentono gli echi europei su rimborsi sì, ma ai casi di comprovata questione sociale. Insomma, il rischio di non uscire dalla palude è grande, senza contare che qualora venisse approvata si riparte e altri mesi serviranno per varare i decreti attuativi della legge. Intanto le associazioni sono pronte a scendere in piazza, già domani davanti alle prefetture si ritroveranno in molti. Tutte le associazioni sono nel cosiddetto piede di guerra, ma non è piede di guerra, è una richiesta, un grido di dolore che viene lanciato dai risparmiatori.